Primo incontro col Ministro Stefani, riparte la trattativa. Sì, positivissimo, riparte la trattativa e soprattutto durante l'incontro si è parlato della necessità di aprire subito i tavoli tecnici per le singole 23 materie e come Regione ho fatto una proposta di addivenire subito a un'intesa e quindi portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al Governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Che tempi prevede? Beh, se si va con questa formula leggera che è già stata utilizzata nel 1970 per la Costituzione delle Regioni, dove il Parlamento dava mandato e delega al Governo, la si è fatta nel 75 per dare competenze alle Regioni, la si è fatta nel 97 con le Bassanini, diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Su cosa puntate? Quali sono le materie che vi rendono più, insomma, vi interessano di più? Tutte e 23, visto e considerato che la Costituzione ci dà questa opportunità, quindi le 23 materie le portiamo avanti e le richiediamo tutte. Del resto non cambia la nostra richiesta rispetto al governo precedente in quanto confermiamo il progetto iniziale che è lo stesso progetto che oggi il Ministro Stefani si trova ad affrontare. Ci sono dei costi però, dei costi per lo Stato per questo tipo di autonomia? Beh, è assolutamente affrontabili anche perché la virtuosità che sanno esprimere le regioni è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare come gestiamo noi la sanità, come la gestirebbe magari qualcuno a livello nazionale. Poi voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico che debbono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Volevo solo dirvi una roba, attenzione alla novità, la novità è la legge leggera. È una legge che va in Parlamento, che quindi l'intesa si concretizza con una legge. La legge invece di andare in Parlamento, secondo noi, con tutta una sfilza di materie, per ogni materia dire cosa ci dai, eccetera, ci va dicendo il comma 3 del 116 dice che prevede questo. Diamo mandato al Governo, materia per materia, di definire con decreti legislativi cosa dà per ogni materia. Ma la legge leggera deve avere l'approvazione a maggioranza del assoluta Parlamento, delle due è sempre intesa, costituzionale. ma dà mandato al Governo di poi... È una legge delega. Ma quindi non va discusso nelle commissioni, i tempi sono molto più rapidi. Ma è una legge che marcia, come è accaduto nel 70 per la Costituzione delle Regioni, nel 75 per dare competenze alle Regioni e nel 97 con la Bassanini. La Bassanini non portò in Parlamento tutta la Bassanini, fece poi la fece diventare una legge delega, ma che è giusto che sia così, altrimenti diventa un ginepraio. Si può ipotizzare dei tempi? Beh, entro fine anno con queste modalità, con questo Ministro che è molto attivo e performante, direi che ce la facciamo. Lei è fiducioso perché col Movimento 5 Stelle votato al Sud in massa non è semplicissimo. Ma guardi, Einaudi nel 1948 presentando la Costituzione diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta e Einaudi non parlava di nord, sud, centro, l'Italia è tutta uguale e tutti hanno gli stessi diritti, prova ne sia che ci sono regioni del sud che ti chiedono l'autonomia, penso all'amico Emiliano in Puglia piuttosto che la Campania o che so, Totti che annuncia di volere l'autonomia in Liguria e molto altro ancora. Del resto il disegno nella Costituzione dello Stato era uno Stato federale, la gestione è stata centralista. Il fatto di essere stati ricevuti prima della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che pure era andata per conto suo in maniera più celere, è un favore tra veneti? No, guardi, di un lavoro diverso? È indubbio e pur vero che il Veneto è partito nella notte dei tempi, ha avuto 2 leggi bocciate in Corte Costituzionale negli ultimi 20 anni. Ci è riuscito con la terza legge che è stata quella istitutiva del referendum. E poi c'è anche da dire una cosa che tutti ci riconoscono essere stati l'apripista su questa partita e noi siamo pronti anche con l'analisi delle 23 materie. Saranno 3 percorsi simili, uguali, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o differenti? Ma se l'intesa è con legge leggera, con legge delega, assolutamente sì, nel senso che l'intesa può valere, però ricordo sempre che la Costituzione dice intesa tra Regione e Stato. Non tra regioni e Stato, quindi comunque devono essere provvedimenti diversi. Il preaccordo firmato a febbraio resta ancora valido? Vale perché il preaccordo cita le 4 materie che non ci hanno lasciato proprio del tutto soddisfatti nella trattativa e cita le 23 materie, perché vi ricordo che l'ultima parte dell'accordo, della preintesa, dice comunque parleremo di 23 materie.